Ed ora la salute, torna la rubrica curata dal dottor Madeschi, quest'oggi ospite con il dottor Francescon per un confronto sulla geriatria. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che parla dei problemi della salute del territorio e non oltre. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Alessandro Francescon, che è geriatra, lavora presso la casa di cura Rizzola, ma l'abbiamo qui sì perché è geriatra, ma anche perché lui si occupa in modo particolare di osteoporosi. È un medico, effettivamente, io ho visto più di 30 pubblicazioni, ha parlato a congressi ed ha avviato un servizio, attualmente l'unico forse nella nostra zona, per cui vogliamo parlare con lui oggi di osteoporosi. Allora, dimmi, caro Francesco, cos'è l'osteoporosi, in parole semplici per gli ascoltatori? L'osteoporosi è una malattia multifattoriale e anche piuttosto complessa che interessa l'apparato scheletrico nella sua globalità. Si caratterizza per una perdita progressiva della massa ossea, sia per quanto riguarda il contenuto minerale del calcio e del fosforo, però anche si caratterizza per la perdita della matrice organica. Il risultato di questa progressiva perdita di massa ossea, da un punto di vista fisico-meccanico, è la perdita dell'elasticità dell'osso, la perdita della sua naturale resistenza e col tempo, per traumi a volte minimi o a volte più evidenti, si può incorrere in fratture. In fratture, certo. Ecco, ma si manifesta solo a persone anziane o a che età si manifesta? Ma diciamo che la malattia è in aumento e l'aumento è correlato anche all'invecchiamento della nostra popolazione. Anche per questo devi sapere che è riconosciuta come malattia sociale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 20 ottobre si celebra peraltro, quindi pochi giorni fa, la giornata mondiale dell'osteoporosi. Sì, mi sono accorto e dovevamo metterlo anche su internet. Ecco, ma quali sono i sintomi per cui la gente magari si accorge che c'è qualcosa che non va? Allora, ancora oggi purtroppo il primo sintomo è la frattura vertebrale, perché la malattia, soprattutto all'esordio, quindi in età ancora relativamente giovanile, è subdola, cioè è asintomatica. E molto spesso capita in ambulatorio di vedere dei pazienti che arrivano con delle lastre, in particolare della colonna, e che manifestano queste fratture vertebrali, no? Che possono essere anche multiple. Allora, indagando, però, ci si può accorgere che qualche mese prima la paziente ha accusato un dolore di tipo lombaggine, che però molto spesso viene attribuito a un'artrosi. Quindi purtroppo ancora oggi... È un po' difficile, diciamo, per la persona notare. È molto molto difficile. Ecco, dopo ne parleremo la settimana prossima, ma come ultima domanda per oggi, diciamo è questo. Colpisce più le donne, sembra, no? Che gli uomini, sì, o no? Ovviamente le donne sono più predisposte per tutta una serie di motivi, con un rapporto di circa 3:1. Però è una malattia che viene sempre più studiata, compare sempre di più anche nei maschi. Anche negli uomini. Ecco, questo di questa non lo sapevo neanch'io, quindi bisognerà farsi vedere anche la mia età, insomma. Bene, allora io direi che oggi abbiamo parlato un po' dell'osteoporosi in generale, la settimana prossima parleremo un attimino come si può fare prevenzione e visto so che tu hai messo in piedi un ambulatorio che per l'osteoporosi ne parleremo di questo progetto che stai portando avanti. Noi ci vediamo la settimana prossima.